E all'associazione LILT ci sono più di 100 associazioni in tutta Italia, nella Lega Italiana di lotta contro i tumori, che ci segue sempre al foyer del teatro, non lo so dove si trova, se lì o là, ma insomma ci sarà un'ampolla dove ognuno di noi, il teatro qua è pieno, fa un bellissimo gesto, una monetina basta, una monetina, facciamo contente queste persone straordinarie. Poi se uno vuole tirare fuori un centone può anche farlo, insomma. Ma una monetina è un bel gesto. A tal proposito ho qui il presidente della LILT Agrigento, il dottor Enzo Di Natali, che vorrei chiamare un attimo sul palco con me. Fate un grande applauso perché non è che stare sul palco del gioco. Beh, anzitutto grazie a voi di dire cosa fa la LILT. La Lega Italiana Lotta ai Tumori è presente su tutto il territorio nazionale, è un'associazione di volontariati senza fine di lucro e combatte una dura battaglia contro i tumori, cioè contro una malattia che non guarda in faccia a nessuno, né età, né condizione sociale, né situazione familiare, non guarda nessuno. La LILT lavora con tanto impegno, con tanto spirito di abnegazione, anche nella nostra provincia di Agrigento, con la sua presidente Franca Scandaliato Noto, la sua equipe medica, medici specialisti nei diversi campi, con tanti e tanti volontari nelle 8 sedi lavorano per combattere il tumore con la prevenzione. Prevenzione, perché prevenire è vivere. Ricordiamolo sempre. Nel 2024 la LILT di Agrigento ha fatto 14.000 visite, ma sono tanti. Grazie. Ma devono essere ancora tante, perché dobbiamo vincere una barriera. Questa barriera culturale, che c'è una paura verso la prevenzione. No, prevenire e salvare vita umana. E questa sera noi ci siamo emozionati ascoltando la musica, il pensiero di Lucio Battisti. L'abbiamo visto qui vivo. Ebbene, se Lucio fosse qui presente, direbbe ad ognuno di voi: domani, non la prossima settimana, domani fate la prevenzione. È Lucio che ve lo dice, perché noi sappiamo per qual motivo oggi Lucio vi direbbe questo. Grazie a tutti voi per averci ascoltato.